attualmente siamo nell'ex scuola edile che è vicino in strada Ovest, siccome cercavamo uno stabile più grande perché le iscrizioni aumentano e quindi chiaramente attualmente siamo su 200 metri quadri, quindi non è pensabile, saranno 65 bambini il prossimo anno. Abbiamo trovato questa opportunità di questa ex scuola Cantù che poteva essere data in concessione anche a una cooperativa come la nostra, chiaramente previa ristrutturazione perché è un immobile che necessita di notevoli lavori, insomma. Allora, siccome bisognava intervenire con circa una spesa di 250-300 mila euro perché sono interventi importanti di riqualificazione, noi non avendo nessun tipo di accesso al credito perché siamo una cooperativa sociale di genitori e insegnanti e quindi per una serie di motivi che adesso non vi sto a dire, insomma non avevamo alcuna possibilità di accesso al sistema bancario, così un po' anche per scherzo è nata questa cosa perché abbiamo un bel rapporto con la scuola edile di Treviso. Abbiamo chiesto ai responsabili della scuola edile se per loro poteva essere un'idea quella di utilizzare i ragazzi che loro formano per diventare operai edili per mettere su un cantiere che diventasse un cantiere sociale, cioè un qualcosa che affrontasse questo tipo di intervento senza necessità di apporto economico, diciamo così. E così quasi per scherzo è nata poi da cosa nasce cosa, abbiamo trovato un sacco di imprenditori che hanno concesso in donazione parte dei materiali, quindi abbiamo avuto tutto l'impianto elettrico in donazione. Abbiamo avuto tutti i cartongessi in donazione, non posso fare nomi perché tra l'altro mi dimenticherei qualcuno, si può fare, però tra l'altro sopra il cavalcavia della stazione abbiamo già messo un cartellone che ringrazia tutte queste aziende della provincia, del comune di Treviso, la provincia di Treviso, che hanno sostanzialmente consentito a donare un pezzettino ciascuno, per dire 2 serramenti. Quindi noi stiamo facendo questo sforzo che da un punto di vista logistico è una cosa impressionante. Ci siamo in coordinazione di un lavoro di questo tipo, anche perché naturalmente è un cantiere con tutti i crismi come tutti gli altri, no? Però con delle complessità enormi. Peraltro siamo anche dei genitori che hanno anche un altro lavoro, non è che abbiamo solo questa occupazione, e abbiamo messo in piedi quello che possiamo dire sta diventando poi il modello del cantiere sociale, perché abbiamo visto che chiedendo poco a tanti si riescono a realizzare cose incredibili. Cantiere partecipato. Esatto. La cosa bella poi è che, non so se è noto a tutti, ma comunque l'ex scuola Cantù era destinata a circolo anziani da 30 anni a questa parte, per cui un'altra cosa che peraltro è anche in linea un po' con la pedagogia che seguiamo noi, che un po' enfatizza l'aspetto della familiarità della scuola, di creare un ambiente familiare attorno ai bambini, abbiamo cercato di capire se c'era la possibilità di convivenza tra questo circolo anziani e questa scuola elementare, scuola materna che appunto noi il nostro progetto che stiamo portando avanti, e quindi abbiamo fatto un accordo anche col circolo anziani e di fatto, se tutto va bene, ma vi dico veramente siamo in una situazione che è difficile anche proprio rappresentare, ma comunque se tutto va bene noi dovremo a settembre aprire le porte di questa scuola, che durante il giorno sarà scuola, che molte attività magari verranno fatte anche insieme agli anziani che staranno con i bambini, perché noi facciamo anche lavoro manuale, quindi c'è questo incontro tra generazioni che sicuramente... Sì. Quindi la scuola Cantù torna ad essere una scuola. Esattamente, è proprio quello che ci disse l'assessore Cabino quando abbiamo fatto il primo incontro. Noi avremo piacere che questo immobile, che era una scuola bellissima peraltro, veramente valeva la pena di essere lì perché è un immobile stupendo, torni ad essere scuola, quindi il nostro impegno... Si chiama Rinascerà una scuola, sì. la campagna si chiama Rinascerà una scuola. Ah, okay.